Buongiorno a tutti, benvenuti al nono appuntamento con il progetto Conoscere, Sapere, Crescere, organizzato dal Comitato Regionale FISE Veneto. Oggi nona puntata, cominciamo subito con il dire che nel caso in cui, speriamo di no, ma insomma dovesse verificarsi il solito inconveniente dell'interruzione della trasmissione in diretta, non vi preoccupate perché ormai sono capace di ricollegarmi abbastanza in fretta non appena dovesse terminare malauguratamente il collegamento, quindi speriamo non sia il caso questo. Oggi puntata come sempre molto molto ricca di argomenti importantissimi. Veniamo subito quindi senza perdere tempo al primo argomento di quelli che vi voglio proporre quest'oggi. Lunedì scorso ci eravamo lasciati con il grande trionfo del salto ostacoli azzurro ai Giochi Olimpici di Roma 1960, con la medaglia d'oro individuale di Raimondo Dinzeo e l'argento individuale di Piero, nonché la medaglia di bronzo della squadra azzurra allo Stadio Olimpico della capitale, un grandissimo successo dell'equitazione azzurra. Ma il 1960 riserverà altre grandi gioie al nostro salto ostacoli e tra l'altro lo farà proprio nel Veneto. Perché voi sapete, forse vi ricorderete, che in quegli anni vigeva la regola secondo cui il campionato del mondo si sarebbe dovuto ospitare nella nazione del cavaliere vincitore dell'edizione precedente. Ora, nel 1956 il campionato del mondo era stato vinto da Raimondo Dinzeo e quindi nel 1960, tra l'altro prima edizione a 4 anni di differenza, quindi con la cadenza quadriennale, l'edizione successiva, quella del 1960, si sarebbe dovuta disputare in Italia. Naturalmente la sede più naturale per il campionato del mondo in Italia sarebbe stata Roma con Piazza di Siena, ma nel 1960 appunto Roma e Piazza di Siena avevano ospitato la gara individuale di salto ostacoli delle Olimpiadi, quindi non c'erano i mezzi, le opportunità per poter organizzare anche il campionato del mondo in Piazza di Siena. Dunque, se non poteva essere Roma, quale altra città altrettanto rappresentativa, significativa, altrettanto riconoscibile a livello internazionale di Roma se non Venezia? E quindi Venezia ospiterà il campionato del mondo 1960, però senza averne la struttura. Quindi nel momento in cui si decide che sarà Venezia c'è una corsa alla realizzazione dell'impianto che avrebbe dovuto ospitare il campionato del mondo. L'impianto viene individuato al Lido di Venezia e sul terreno di un campo da calcio e di un poligono per il tiro a volo. Lì viene costruito, organizzato insomma lo spazio entro cui disputare il campionato del mondo 1960 e sarà lo spazio su cui nasce il Circolo Ippico Veneziano, i cui impianti entreranno in funzione come scuola di equitazione però più tardi nel 1962. Quindi la struttura del Circolo Ippico Veneziano nasce a Venezia nel 1960 proprio per ospitare la quinta edizione del campionato del mondo di salto ostacoli, e la gara va in calendario poco dopo le Olimpiadi di Roma. L'Olimpiade di Roma termina l'11 settembre, ebbene il campionato del mondo a Venezia si organizza dal 18 al 22 settembre. C'è però una premessa, cioè una specie di prova generale che viene organizzata lì a Venezia sul terreno che poi avrebbe ospitato il campionato del mondo, con la disputa del campionato d'Europa Juniores di salto ostacoli nel luglio del 1960, quindi anche prima delle Olimpiadi. È un po' un test generale per mettere alla prova la struttura ed è una grande manifestazione peraltro che viene organizzata dal Circolo Ippico Veneziano e dalla Federazione Italiana Sport Equestri con l'importante collaborazione del Circolo Ippico Trevigiano e in particolare di Mario Zava, di cui tutti conosciamo bene l'importanza per lo sport equestre veneto in particolare, ma trevigiano soprattutto.
che insomma si adoperarono moltissimo per fare in modo che tutto potesse andare nella maniera migliore possibile. Questo campionato del mondo, chiedo scusa, d'Europa Juniores è molto importante anche in previsione olimpica 1964 e sono gli argomenti appunto di cui parleremo oggi. Perché? Perché intanto diciamo che l'Italia in questo campionato d'Europa porta a termine un ottimo risultato, l'Italia del salto ostacoli, che guidata dal capo equipe Fabio Mangilli, e questo è importante sottolinearlo, schiera Fausto Tavazzani, Carla Guidi, Giuseppe Ravano e Stefano Carli. Qui dentro c'è un concentrato di sport fantastico. Fausto Tavazzani, il cui cognome tutti gli appassionati del mondo dell'equitazione lo collegano all'allevamento dei cavalli dell'Asco di suo padre, e poi il fratello Aldo, lo stesso Fausto, e Antonio Piovan, il nostro Antonio Piovan, avranno tanta parte nello sviluppo dell'allevamento e nella valorizzazione dei cavalli dell'Asco. Giuseppe Ravano che è genovese, cavaliere genovese, vincitore del campionato d'Europa Juniores individuale nel 1958 ad Hannover, e rivincerà la medaglia d'oro individuale proprio a Venezia. Quindi Giuseppe Ravano, 2 volte campione d'Europa Juniores di salto ostacoli. E poi Stefano Carli, il nostro grande Stefano Carli, uno dei più grandi cavalieri del salto ostacoli azzurro, sicuramente del salto ostacoli veneto ovviamente, che proprio a Venezia inizia la sua grande carriera. La squadra italiana dei nostri juniores conquista la medaglia di bronzo e Giuseppe Ravano, come detto, la medaglia d'oro individuale. Tutto questo seguiti dal marchese Fabio Mangilli. La riserva della squadra azzurra è un giovanissimo cavaliere bolognese, Mauro Checcoli, che venne indicato a Fabio Mangilli dal generale Bonivento. Il generale Bonivento, ve lo ricorderete, lo abbiamo incontrato tante volte nella sua veste anche di commentatore, di analista delle cose dello sport equestre, cavaliere, tra l'altro aveva fatto le Olimpiadi di Berlino nel 1936. Il generale Bonivento 2 anni prima, nel 1958, aveva organizzato uno stage per i giovanissimi cavalieri azzurri più promettenti di quel periodo ai Pratoni del Vivaro. Chiedo scusa, Pratoni del Vivaro, al Passo Corese, presso gli impianti di quella che poi diventerà la scuola militare di equitazione di Passo Corese. E lì aveva approfondito la conoscenza di Mauro Checcoli, l'apprezzamento di Mauro Checcoli come giovanissimo cavaliere, e l'aveva quindi segnalato a Fabio Mangilli, il quale lo aveva ovviamente seguito nel frattempo e quindi poi lo aveva convocato in qualità di riserva della squadra italiana juniores nel campionato d'Europa al Lido di Venezia nel luglio, esattamente dal 28 al 31 luglio del 1960. Quindi questa è una situazione da tenere molto ben presente, perché darà sviluppo a uno dei momenti più grandiosi della storia dello sport equestre italiano, ma anche uno dei momenti più grandiosi della storia dello sport equestre mondiale, con questi protagonisti. Dunque Fabio Mangilli, che qui a Venezia lo abbiamo in qualità di capo equipe della squadra di salto ostacoli, Mauro Checcoli, che qui a Venezia lo abbiamo in qualità di riserva della squadra di salto ostacoli, Giuseppe Ravano, che qui a Venezia lo abbiamo vincitore della medaglia d'oro individuale e bronzo a squadre. Tutto questo nella specialità ovviamente del salto ostacoli. Superato il test di luglio con questo campionato d'Europa, arriva il grande appuntamento di settembre con appunto il campionato del mondo. Purtroppo funestato dal tempo, dalle condizioni atmosferiche veramente impietose per tutte le prime 3 giornate di gara, salvo l'ultima, quando verrà disputata la finale con un sole meraviglioso e anzi anche molto caldo. La prima gara del campionato del mondo
è la domenica, pensate, allora insomma le programmazioni erano un po' particolari, anche perché i concorsi duravano veramente 10 giorni a volte, 10-15 giorni addirittura, quindi con un giorno di intervallo ovviamente, ma comunque il programma era molto lungo e la prima gara del campionato del mondo è domenica 18, la seconda lunedì 19, la terza martedì 20, la finale giovedì 22. Quindi pioggia tutti i giorni tranne la finalissima. Raimondo Dinzeo, campione del mondo uscente, detentore del titolo, si qualifica ancora una volta per la finale del campionato del mondo. Pensate che Raimondo Dinzeo di finali di campionati del mondo ne ha messe in fila 5, 4 anzi, chiedo scusa, e quindi insomma è ormai un atleta dal quale non si può prescindere nel contesto di massimo livello internazionale, e vince ancora una volta. Raimondo Dinzeo vince ancora una volta. Questa volta ad Aquisgrana nel 1956 aveva montato il suo grande meraviglioso Merano, poi a Roma nell'Olimpiade a Piazza di Siena e allo Stadio Olimpico di Roma qualche giorno prima di questo campionato del mondo aveva montato Posillipo. Qui invece monta Gowran Girl, una cavalla particolarmente difficile, anzi molto difficile, sicuramente molto difficile, che quindi si presta anche particolarmente nella situazione, perché dovendo poi andare a fare la finale a 4 con lo scambio di cavalli avrebbe potuto rappresentare, questo era il programma ovviamente, l'idea, avrebbe potuto rappresentare qualche problema per gli avversari, e in effetti così accade. Alla finalissima di questo campionato del mondo intanto arrivano 4 cavalieri, come detto Raimondo Dinzeo, Carlos Delia, che era stato finalista così come Raimondo anche nel 1956 ad Aquisgrana, poi lo statunitense William Steinkraus e il britannico David Broom, che è in un momento di straordinaria forma perché 19enne tra l'altro, giovanissimo. A Roma nelle Olimpiadi aveva occupato la terza posizione alle spalle di 2 fratelli Dinzeo. Sul podio individuale aveva conquistato la medaglia di bronzo in sella allo stesso cavallo che monterà qui a Venezia, cioè San Salve. E c'è anche Piero Dinzeo in gara. Piero Dinzeo, che a Roma aveva impegnato The Rock e che, come ricorderete, The Rock in questo momento è un cavallo di massima potenza agonistica, uno dei migliori cavalli del mondo, però insomma da poco aveva fatto l'Olimpiade, e quindi per questo campionato del mondo Piero Dinzeo utilizza il più anziano, ancorché verificato, Uruguay, ma non riesce ad arrivare alla finale. Il cavallo ha 17 anni e tra l'altro qui c'è anche una storia insomma da raccontare. Come vi avevo detto in precedenza, la Fise in questi anni non solo acquistava molti cavalli, ma poi molti di quelli che venivano acquistati o perché non perfettamente rispondenti alle aspettative o perché, come nel caso di Uruguay, raggiungevano un'età matura, per non dire anziana, venivano distribuiti sulle varie scuole di equitazione d'Italia per aiutare giovani cavalieri, per dare la possibilità a qualcuno insomma di poter fare delle esperienze importanti su cavalli maturi, navigati, esperti e comunque di qualità. Infatti questo è il caso di Uruguay, che dopo aver costituito un binomio favoloso con Piero Dinzeo, ormai 17enne, viene affidato nel gennaio del 1961 alla scuola di equitazione di Bolzano. E a questo proposito interessante, così anche un po' commovente, insomma, leggere quello che si scrive sul cavallo italiano, che sapete il cavallo italiano, no, è il giornale della federazione, quindi il bollettino praticamente della Federazione Italiana Sport Equestri, e appunto dove si legge che la FISE ha assegnato a FIDA ad alcune dipendenti scuole per uso didattico o per uso agonistico di giovani cavalieri qualificati. Tra questi figura il vecchio e onorato Uruguay,
la cui assegnazione alla scuola di Bolzano assume un particolare rilievo. Con un passato sportivo così brillante era giusto che la FISE assicurasse a Uruguay un sereno pensionato fino alla fine dei suoi giorni, ed è quanto ha fatto, usufruendo della generosa offerta del Circolo di Equitazione di Bolzano, che si è impegnato a prodigare a Uruguay tutte le cure possibili, limitandone l'impiego nelle riprese della sua scuola, impiego inteso come giornaliero lavoro di salute. Ecco, sì, queste sono parole anche un po' di forma, diciamo, in realtà Uruguay va a fare il cavallo della scuola, ed è insomma anche un po' così sconcertante immaginare che un cavallo che passa dalle Olimpiadi, dai campionati del mondo, dai massimi trionfi internazionali sotto la sella di Piero Dinzeo, improvvisamente diventi un cavalluccio da riprese di una scuola di equitazione, tra l'altro come quella di Bolzano, che con tutto il rispetto non è che abbia mai avuto una grande rilevanza, però questo forse può essere anche può essere stato un vantaggio per l'Uruguay. Comunque, il programma di Raimondo Dinzeo funziona magnificamente, perché Govern Girl si rivela effettivamente la cavalla più complicata dei 4 finalisti, totalizzando il maggior numero di penalità, e ben 48 penalità nei 4 percorsi portati a termine. Raimondo vince il campionato del mondo in maniera straordinaria, e dimostrando una volta di più la sua straordinaria grandezza. Pensate quindi, Raimondo Dinzeo, nel momento in cui vince questa medaglia d'oro, ennesima medaglia d'oro, non solo si riconferma campione del mondo in carica, ma lo fa da campione olimpico in carica, quindi veramente quanto di meglio l'agonismo internazionale poteva offrire in quel momento. Tra l'altro la FEI deciderà, proprio dopo il campionato del mondo di Venezia, il campionato del mondo che sta diventando una manifestazione sempre più importante, sempre più sentita, sempre più seguita, come vi ho detto, è sempre stato inserito all'interno di un concorso internazionale, però mentre all'inizio si trattava di 3 gare, non dico di contorno, però insomma di arricchimento di un evento che aveva la sua fisionomia e la sua identità, man mano che le edizioni si susseguono è il campionato del mondo che diventa l'evento, e il concorso all'interno del quale si disputa una sorta di corollario. Quindi è la vita che va avanti, insomma, la maturità anche della manifestazione che cresce. Quindi la FEI decide che non potrà più essere disputato un campionato del mondo che ha già intanto acquisito la cadenza quadriennale, non potrà più essere disputato nello stesso anno delle Olimpiadi, e quindi per sfasare la cronologia degli eventi, il prossimo campionato del mondo, quello che seguirà Venezia 1960, verrà disputato a Buenos Aires in Argentina nel 1966, quindi dopo 6 anni. Questo vuol dire che Raimondo Dinzeo rimane campione del mondo in carica dal 1956, Aquisgrana prima vittoria, fino al 1966, 10 anni in cui il campione del mondo sarà Raimondo Dinzeo. E dunque Venezia, quindi abbiamo detto tutto sul campionato del mondo di Venezia. Il 1906, tutto, abbiamo detto in sintesi, perché in realtà poi si potrebbero raccontare ore e ore su questi grandiosi eventi, però dobbiamo un po' correre perché ci sono tante cose da dire oggi e tante storie da raccontare. Siamo nel 1960, ora voi figuratevi un'immagine, provate a vedere una specie di piramide, diciamo, no? Quindi con un lato che sale, o un triangolo come vogliamo, insomma, con il vertice in alto, un lato che sale, il vertice massimo, e un altro lato che scende. Ecco, questo potrebbe essere un grafico che rappresenta
la storia sportiva dei fratelli Dinzeo e quindi anche del salto ostacoli italiano nel momento in cui i fratelli Dinzeo ne sono la massima espressione. Il lato che sale lo potremmo definire come quello degli anni 50. Da dopo la guerra i fratelli Dinzeo diventano sempre più competitivi, sempre più esperti, sempre più maturi, sempre più bravi, fino a risalire in vetta al vertice massimo. Il vertice massimo sono appunto le Olimpiadi di Roma 1960 e il Campionato del Mondo di Venezia 1960. Da questo momento in poi inizia purtroppo fatalmente una certa discesa. Non è una discesa nel senso che i fratelli Dinzeo improvvisamente smettono di vincere, no, assolutamente, anzi continueranno a farlo tantissimo, ma senza più raggiungere i risultati ottenuti nel decennio 1950 e nell'anno 1960. Questo perché ci sono varie motivazioni. Innanzitutto la qualità generale cresce, ma non è solo una qualità di cavalieri che cresce, è anche una qualità di cavalli. I cavalli sportivi migliorano sempre di più, la qualità si diffonde sempre di più, quindi più nazioni, più cavalieri, più protagonisti si cominciano ad avere ad alto livello, rispetto invece a quando i fratelli Dinzeo erano quasi imbattibili e avevano pochissimi altri rivali alla loro altezza. E nel contempo quindi per Piero e Raimondo, ma anche per tutti gli altri cavalieri italiani, ovviamente l'approvvigionamento di cavalli importanti comincia a diventare una difficoltà. Tenete conto del fatto che, esattamente come accade anche oggi, nella vita di un cavaliere è difficile riuscire ad avere cavalli di primissimo livello in continuazione. Di solito anche i più grandi campioni possono raccontare di aver avuto nella loro carriera 1-2 cavalli di grandissimo, di grandissimo livello. Questi cavalli di grandissimo livello nella storia sportiva di Piero e di Raimondo Dinzeo sono stati The Rock per Piero e Merano per Raimondo. E Merano comincia a dimostrare i suoi anni. Ricorderete che Raimondo non lo aveva scelto per le Olimpiadi di Roma, aveva scelto invece Posillipo. The Rock invece vive una storia diversa. È un cavallo di grandissima qualità, continua ad esserlo anche subito dopo Roma, negli anni successivi Roma, però nel 1962, alla fine del 1962, succede un fatto abbastanza così sconcertante. The Rock nel frattempo era stato acquistato dalla Federazione Italiana Sport Equestri per mantenerlo sotto la sella di Piero Dinzeo, per garantire insomma all'Italia l'utilizzo del cavallo sotto la sella di Piero Dinzeo, esattamente così come la FISE aveva fatto in precedenza per Uruguay, se ricorderete, e come aveva fatto per Merano. Se non che alla fine del 1962, qui siamo andati un po' avanti nel tempo, dopo il concorso ippico internazionale ufficiale di Dublino, Piero Dinzeo chiede di poter impegnare The Rock anche in 2 concorsi in Belgio e in Olanda. Però la FISE, che era proprietaria del cavallo, glielo nega, sostenendo che il cavallo aveva già affrontato un gran numero di impegni e che quindi aveva bisogno di staccare e così. Piero Dinzeo si inferocisce a questo rifiuto e decide che il cavallo non lo avrebbe mai più montato. È stata una decisione veramente sconcertante che ha colto di sorpresa ovviamente tutti, anche perché il binomio Piero Dinzeo-The Rock era assolutamente puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 1964. La FISE lì per lì viene presa in controtempo da questa decisione di Piero Dinzeo e però diciamo non agisce, rimane ad aspettare, convinta probabilmente del fatto che poi Piero sarebbe ritornato sulle sue orme e il cavallo lo avrebbe ripreso, ma Piero Dinzeo era uno che sulle sue orme non ritornava nella maniera più assoluta e infatti il cavallo non lo monterà mai più.
e The Rock inizia una vita sportiva di affidamento a vari cavalieri, poi dopo adesso vedremo quali e perché, ma intanto questo ve lo raccontavo per dire che anche il binomio Piero Dinzeo-The Rock svanisce e quindi diventa un altro elemento di debolezza, diciamo, nella vita sportiva di questo fenomenale nostro cavaliere e di conseguenza anche della vita sportiva dell'Italia, della squadra azzurra. Comunque, prima di arrivare a questo 1962, The Rock e Piero Dinzeo avranno modo di conquistare altri risultati, adesso li vedremo. Parallelamente a questa considerazione di carattere generale sul salto ostacoli, ora bisogna farne anche una sul completo, perché il completo sarà diciamo, l'argomento forte di quest'oggi. Il completo, ricorderete bene, insomma, è stata una specialità che ha avuto un po' di difficoltà di affermazione in Italia, soprattutto perché nei primi anni subito dopo, diciamo, la prima guerra mondiale veniva visto come una specialità nella quale era contenuto una prova, l'addestramento, il dressage, insomma assolutamente contraria ai principi dell'equitazione caprilliana, quindi non si era mai bene lavorato su questo, poi alla fine non si erano creati dei veri e propri cavalieri specialisti su questo fronte, in realtà tutti i cavalieri, soprattutto militari, dovevano fare bene tutto, quindi ricorderete i giochi olimpici del 52 e del 56 sono state affrontate da squadre che erano in realtà composte da cavalieri che facevano anche le gare di salto ostacoli ad alto livello, quindi insomma mancava un po' la figura dello specialista, che però pian piano si va costruendo, ed è proprio in questo arco di tempo 1960-1964 che si definisce molto bene questo tipo di realtà grazie alla figura di un uomo magnifico, di un tecnico formidabile come Fabio Mangilli. E adesso poi vedremo in che modo tutto questo si svilupperà. Quindi Venezia 1960 chiude la stagione, grande stagione, formidabile, indimenticabile stagione del salto ostacoli azzurro, 2 medaglie individuali alle Olimpiadi, oro e argento, la medaglia di bronzo a squadre, il campione del mondo nuovamente Raimondo Dinzeo. Alla fine del 1960 succede un altro fatto importante per le sorti del nostro sport, cioè viene eletto presidente della FISE Tommaso Lecquio. Tommaso Lecquio, ricorderete, grande cavaliere negli anni 30 e 20, vincitore delle medaglie d'oro individuali in salto ostacoli, poi gestore delle sorti della prima squadra sul finire degli anni 30, poi un po' allontanato dal mondo dello sport, protagonista di quell'episodio particolarmente significativo, e ora lo vedremo a maggior ragione in questa circostanza, e cioè quel duello molto romantico, molto ottocentesco contro Ranieri di Campello per una questione di donna, e Ranieri di Campello, grande presidente della FISE, il più importante presidente della FISE a tutt'oggi, è da considerarsi come tale, che muore nel maggio del 1959 proprio alla vigilia dei Giochi Olimpici di Roma, l'anno precedente. Viene sostituito da Francesco Formigli, il quale tuttavia si propone di occupare la carica di presidenza fino alle elezioni del 1960 per poi non candidarsi più. Arrivano le elezioni del 1960, quindi praticamente si elegge il successore di Ranieri di Campello e si elegge Tommaso Lecquio, una figura enorme nel frattempo, cresciuta a dismisura nella considerazione generale, nel prestigio, data la storia, il peso specifico dell'uomo di cavalli, che nel frattempo è diventato piuttosto maturo, quasi anziano, quindi con tutte le qualità che l'età porta alle persone, anche alle persone di sport. E così il 30 novembre del 1960 Tommaso Lecquio viene eletto presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, una figura molto importante per le vicende che si svilupperanno di lì in poi. Ma il 1960 si chiude anche con un altro fatto fondamentale, e cioè che per la prima volta in assoluto da che esiste
la classifica dei cavalieri vincitori, in testa alla classifica non c'è uno dei due fratelli Dinzeo, c'è Graziano Mancinelli. Graziano Mancinelli sale al primo posto nel 1960, quindi nella classifica che verrà pubblicata all'inizio del 61, e pensate, da lì non scenderà mai più, fino a che esisterà la classifica dei cavalieri italiani, quindi fino all'inizio degli anni 70, 71-72, poi la classifica sparisce, verrà poi in seguito, però insomma diciamo che questa prima fase di vita di quella che potremmo definire la computer list, la mamma della computer list nazionale, dal 1960 in poi vedrà sempre Graziano Mancinelli al primo posto, e non ci sarà né Piero né Raimondo, nessun altro cavaliere in grado di togliergli questo primato, il che ovviamente significa una cosa molto precisa, che Graziano Mancinelli è un vincitore straordinario, un vero e proprio cannibale di vittorie, un uomo che aveva nella vittoria, nella ricerca della vittoria, uno stimolo di vita, perché come spesso accade nello sport, e soprattutto nello sport di quegli anni, le motivazioni facevano la grande differenza, e Graziano Mancinelli di motivazioni ne aveva da vendere, diciamo la sua si è già interrotta una prima volta, speriamo non succeda una seconda. Spero che siate in grado di poter seguire. Stavo dicendo, Graziano Mancinelli dunque aveva una motivazione essenziale nella sua vita sportiva, cioè il riscatto da una condizione di vita, da una condizione sociale, da una situazione anche familiare che doveva assolutamente togliersi di dosso, doveva assolutamente raggiungere una situazione diversa, e lui nello sport ha trovato la via per poter arrivare a tutto questo, grazie a chi lo ha formato, e cioè soprattutto Giuseppe Chiantia, il suo antico istruttore alla Società Ippica Romana, ma poi anche a tutti coloro i quali gli hanno dato la possibilità di mettere in mostra il suo talento smisurato. E negli anni 60, cioè già a partire dalla seconda metà degli anni 50, tutto questo si evidenzia in maniera eloquente, fino appunto ad arrivare Graziano Mancinelli al primo posto della computer list dei cavalieri italiani, e da lì non scendere mai più. L'unico problema, vero problema in prospettiva, soprattutto diciamo di squadra, insomma, e soprattutto in prospettiva olimpica, è che Graziano Mancinelli era registrato come concorrente professionista, e alle Olimpiadi potevano partecipare solo i dilettanti. Questa è la ragione per la quale lui non è stato preso in considerazione per la squadra di Roma 1960, e non lo sarà neanche per quella di Tokyo 64 fino all'ultimissimo istante, e poi vedremo come e perché. Quindi insomma tutto questo è alla fine degli anni 60. Arriviamo nel 1961, quindi il campionato internazionale dell'anno è il campionato d'Europa. Il campionato d'Europa che si ripresenta ad Aquisgrana, e con intanto un precedente straordinario, cioè Piero Dinzeo in questo concorso di Aquisgrana vince in sella a The Rock il Gran Premio. Il Gran Premio di Aquisgrana, sapete, è una gara che insomma per tutti i cavalieri è un sogno, insomma il Gran Premio più importante del mondo. Pensate che Piero Dinzeo ne ha conquistate ben 4 di vittorie, dividendo a tutt'oggi con Nick Skelton il record di vittorie in questo Gran Premio. Il campionato d'Europa è in calendario dal 24 al 28 giugno, e ad Aquisgrana appunto nell'ambito del concorso ippico internazionale ufficiale, e succede una cosa, la formula di gara è di 3 prove di qualificazione per poi arrivare a una finale a barrage, ma ciascuno montando il proprio cavallo. Ebbene, Piero Dinzeo vince tutte e 3 le prove di qualificazione, poi però nella finale perde la medaglia d'oro a vantaggio di David Broom,
ancora una volta David Broom su San Salve, che quindi mette in fila il terzo podio consecutivo dopo quello olimpico di Roma, quello mondiale di Venezia, adesso questo europeo di Aquisgrana, vincendo la medaglia d'oro individuale. Piero Dinzeo, che è il campione d'Europa uscente, vince l'argento, sale sul podio per la medaglia d'argento in sella a Pioneer, cavallo di proprietà della FISE, e Graziano Mancinelli, che partecipa in sella a Rocchette, è al 7° posto. Questo è l'evento del 61. Nel 1962, andiamo avanti di un altro anno, comincia a prendere forma il trionfo olimpico del 1964, quando il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Tommaso Lecquio, appunto, a inizio anno, il 4 gennaio, comunica tramite le pagine del Cavallo Italiano di aver assegnato la responsabilità tecnica del settore salto ostacoli al colonnello Bruno Bruni, mentre invece per quella del completo al marchese Fabio Mangilli. E vi leggo quello che scrive Tommaso Lecquio a proposito dell'assegnazione dell'incarico a Fabio Mangilli, perché in queste parole risiede il seme che genererà il grande trionfo dell'Olimpiade di Tokyo 64, ma nello stesso tempo anche una situazione che probabilmente noi oggi non potremmo accettare, cioè quella dell'assegnazione del potere, diciamo così, intero ad una sola persona. Vi leggo quello che scrive nella sua relazione Tommaso Lecquio. Per quel che riguarda il settore del concorso completo di equitazione, l'incarico di dirigente è stato affidato al marchese Fabio Mangilli, il quale, pur continuando nella specifica preparazione dei cavalli a lui affidati a Flumignano era il luogo dell'abitazione privata di Fabio Mangilli, quale prima di questo 1962 aveva già provveduto ad acquistare alcuni cavalli e a prepararli, a lavorarli presso la sua scuderia personale di Flumignano. Assume fin da ora Fabio Mangilli anche la direzione dei lavori di preparazione che si svolgono ai Pratoni del Vivaro, dove il marchese Mangilli si trasferirà definitivamente dal 1 gennaio 1963. Siamo nel gennaio del 62. Rientrano nella specifica competenza del marchese Mangilli tutti indistintamente i compiti relativi alla efficienza organizzativa del centro equestre federale, settore completo, alla preparazione e all'impiego dei cavalli, al reperimento e alla preparazione dei cavalieri e a quanto altro possa comunque interessare il particolare settore. In poche parole, Tommaso Lecquio prende il completo italiano e lo affida al 100% a Fabio Mangilli. Fabio Mangilli, non è il caso di ricordarlo qui, ma cavaliere olimpionico a Londra nel 1948, uomo che è sempre stato un punto di riferimento del completo italiano, perché già allora nel 1948 Ranieri di Campello aveva affidato a Mangilli l'incarico di trovare dei cavalli da utilizzare per il completo olimpico di Londra, e lui lo aveva fatto. Uno tra l'altro era il suo, Guerriero da Capestrano, lui aveva fatto un'ottima Olimpiade in quell'occasione. Insomma, un uomo di competenza, bravura, assolutamente fuori dall'ordinario, e quindi diventa praticamente l'unico punto di riferimento per gestire il completo italiano. Arriva l'edizione del concorso ippico internazionale ufficiale di Roma 1962. In questo momento quindi ogni tappa agonistica diventa fondamentale in previsione dei giochi olimpici di Tokyo 64. A Piazza di Siena 62 c'è il trionfo dei fratelli Dinzeo, l'ennesimo trionfo dei fratelli Dinzeo. Pensate che su un totale di 16 gare in programma, compresa la Coppa del Gran Premio evidentemente, Piero Dinzeo ne vince 9, Coppa delle Nazioni e Gran Premio Roma compresi, e Raimondo 4.
quindi insomma un concorso che parla praticamente solo dei fratelli D'Inzeo. Poi arriva il campionato d'Europa del 1962 e siamo a Londra, al White City Stadium, dove il campionato d'Europa, Piero intanto ottiene un altro straordinario successo, e cioè la vittoria della sua terza Coppa di Re Giorgio, il Gran Premio del concorso di Londra. Il Gran Premio del concorso di Londra metteva in palio una statua in argento meravigliosa che raffigurava San Giorgio nell'atto di uccidere il malcapitato drago, e tutti la conoscono come la King George Cup, e Piero D'Inzeo, scusate, la vince per la terza volta in sella a The Rock. Siamo proprio in quel 62 alla fine del quale Piero rinuncerà a montare The Rock stesso, e al secondo posto Raimondo su Posillipo, quindi insomma come vedete continuano i grandi successi. Ma nel campionato d'Europa tra l'altro partecipano pochi concorrenti questa volta, a differenza delle edizioni precedenti, saranno solo 13 contro i 28 dell'edizione precedente di Aquisgrana. Piero e Raimondo vi prendono parte, nessuno vince una medaglia, cioè no, Piero vince l'ennesima medaglia d'argento, sebbene a pari merito con Hans Gunther Winkler, mentre Raimondo è quarto su Posillipo. E qui si comincia a costruire un altro grande trionfo dell'equitazione italiana, perché Piazza di Siena 1962, pur con i grandi successi dei fratelli D'Inzeo che ora vi ho detto, però è un'edizione di concorso che non gode di un grande successo in termini di partecipazione e di organizzazione. Quindi il comitato organizzatore del concorso si interroga su come fare in modo da poter rendere più appetibile. In realtà poi c'erano problemi relativi al montepremi, che come sempre è stato fino a un certo punto della sua storia, quello di Roma è stato leggermente inferiore rispetto a quello dei più grandi concorsi internazionali, pari a Roma, insomma a Aquisgrana soprattutto. Quindi in realtà bisognava potenziare il montepremi, ma oltre che per questa ragione si pensa che una buona idea potrebbe essere quella di proporsi per organizzare il campionato d'Europa del 1963. Piazza di Siena si candida e riceve la candidatura, solo che abbastanza in maniera poco congrua, cade in calendario ovviamente nel mese di maggio, e quindi organizzare un campionato d'Europa a inizio stagione sembrava poco sensato, però la FEI accetta, e così nel 1963 a Roma si organizzerà il campionato d'Europa di salto staffa. Inizia questo 1963 quando l'Italia vedrà la propria squadra priva di Piero D'Inzeo, che ha rinunciato a The Rock e non ha trovato nei cavalli alternativi la stessa competitività, ma soprattutto nella prima parte dell'anno si dedica quasi a tempo pieno al suo ruolo nuovo di istruttore del settore salto ostacoli del centro militare di equitazione. E all'inizio del 63 quindi The Rock viene passato a Graziano Mancinelli, che tra l'altro aveva già montato The Rock ancora prima che venisse acquistato da Costante D'Inzeo, quando era un giovane cavallo, e il generale Morigi gli aveva fatto fare proprio che era il proprietario iniziale del cavallo, gli aveva fatto fare proprio con un giovanissimo Graziano Mancinelli le gare per il cavallo giovane a Villa Borghese, all'inizio della vita sportiva del cavallo. Poi il cavallo venne acquistato da Costante D'Inzeo e è iniziata la sua grande storia con Piero. Quindi è un ritorno quello di Graziano Mancinelli sulla sella di The Rock all'inizio del 1963. Sempre all'inizio del 63, in marzo, la FISE registra nel repertorio cavalli da concorso l'ingresso di alcuni nomi importanti. Per il salto ostacoli, tra i vari che arrivano, c'è Bellevue e Bells of Clonmel, due cavalli che saranno importanti per Raimondo D'Inzeo. Per Piero D'Inzeo c'è Bally Black, che anche questo sarà un cavallo importante per Piero, ma soprattutto ci sono tutti i nuovi cavalli
destinati al settore completo: Serbin, Hodgins, Scotty, King, Regal Boy, Lenore, Oldcastle e Radiant. Cavalli tra i quali ci saranno i protagonisti delle Olimpiadi del 64. Il 1963, quindi, a Roma, Piazza di Siena, si disputa il campionato d'Europa. L'Italia, con Fabio Mangilli alla guida come capo equipe, quindi nonostante a lui fosse stato delegato tutto il settore completo, a Piazza di Siena nel 63 lui è il capo equipe della squadra azzurra che vince la Coppa delle Nazioni. Mentre Graziano Mancinelli conquista il suo primo grande successo della carriera vincendo il campionato d'Europa in sella a The Rock e Rocket. Si potevano montare due cavalli, lui ha montato entrambi i suoi grigi portentosi di quel momento e si laurea campione d'Europa nel 1963. Un grandissimo successo che in qualche modo certifica quello che già tutto il mondo sapeva, cioè il fatto che Graziano Mancinelli ormai a tutti gli effetti era un cavaliere formidabile. E nel 1963, adesso entriamo un po' nel discorso del completo, perché è molto importante quello che succederà. Nel 1963 a Fiuggi, dall'11 al 14 luglio, c'è un concorso nazionale di salto ostacolo in cui Paolo Angioni, torinese, sottotenente, cavaliere importante, molto importante nel mondo del salto ostacolo, era uno che otteneva risultati di grandissimo pregio, di grandissimo livello. Paolo Angioni in sella a Loriano vince la gara più importante del concorso, quella che definiremmo il Gran Premio. A premiarlo entra in campo Fabio Mangilli, il quale, dopo essersi congratulato di avergli consegnato il premio, gli chiede: avresti voglia di venire a montare con noi ai Pratoni del Vivaro? Paolo Angioni, distinto, risponde entusiasticamente: sì, certo. Si lasciano così. E qui inizia però per Paolo Angioni uno dei più grandi problemi della sua carriera sportiva di uomo di cavalli, perché lo racconta lui stesso in una bellissima serie di considerazioni, e ve lo leggo perché è un passo molto... Quindi vince, viene premiato, risponde di sì alla domanda di Fabio Mangilli. Nel viaggio di ritorno a Roma ripensavo al mio sì e ho iniziato a temere di essere stato precipitoso. Ero sottotenente, in servizio da 8 mesi al centro preolimpionico ippico militare a Passo Corese e lavoravo con il maggiore Piero Dinzeo, il mio capo. Nella vita militare un capo è veramente un capo assoluto. Il giorno dopo, alle 8, ero a Passo Corese, padiglione Nasello, la scuderia dei cavalli da concorso. Mi chiamano al comando. Il comandante ti aspetta. Ho pensato che il comandante, il colonnello Attilio Domenichelli, volesse farmi i complimenti per la vittoria di Fiuggi. Mi metto in ordine, do un colpo di spazzola agli stivali, salgo al comando. Busso, entro nell'ufficio del comandante, sbatto gli speroni, saluto come di prammatica prima la bandiera e poi il comandante, il quale non ha la solita aria ben disposta. Mi lascia sull'attenti e mi domanda se il giorno precedente avessi parlato con il marchese Mangilli. Rispondo di sì. Che ti ha detto? Mi ha domandato se mi piacerebbe lavorare ai Pratoni. E tu che hai risposto? Sì. È venuto giù l'ufficio. Il senso: come ti sei permesso tu, militare, ufficiale del centro, di prendere l'iniziativa di rispondere sì? Poco è mancato che mi desse gli arresti. Comunque, chiude Domenichelli, saremo noi, io e il maggiore Dinzeo, a decidere se andrai o non andrai ai Pratoni, e mi congeda. Questa è stata una vicenda difficile per Paolo Angioni, perché 2 settimane dopo questa vicenda arriva un telegramma da parte del Stato Maggiore dell'Esercito nel quale si legge: il sottotenente Paolo Angioni è comandato
al Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro per la preparazione delle Olimpiadi di Tokyo. Questo ha segnato una crisi, vera e propria crisi, durissima e irrisolta, nella relazione tra Paolo Angioni e Piero Dinzeo, e che appunto non si risolverà mai, e che Paolo Angioni, della quale Paolo Angioni ha molto sofferto, insomma, anche nel futuro della sua carriera di cavaliere militare sotto gli ordini di Piero Dinzeo. Comunque Paolo Angioni viene mandato al Centro Equestre Federale insieme a Fabio Mangilli e ai ragazzi che Fabio Mangilli aveva raccolto lì per preparare i Giochi Olimpici del 64. Interviene però Tommaso Lecchio, e lo fa in maniera molto dura, con la sintesi della stagione 1962 nell'assemblea FISE del 30 luglio 1963, quindi pochi mesi, poche settimane dopo i fatti di Fiuggi e dopo l'assegnazione di Paolo Angioni al Centro Equestre Federale. E Lecchio appunto fa il punto della situazione dicendo che con Mangilli, che è arrivato al Centro Equestre Federale dei Pratoni nel luglio del 62, in realtà non nel 63 come si era preventivato, ma un po' in anticipo, sono affluiti anche i 4 giovani cavalieri che avevano già lavorato con lui a Flumignano, e cioè Checcoli, Meneghetti, Ravano e Paolo Rasero, ai quali si sono aggiunti poi il tenente Giuseppe Pagot, Sandro Argenton, Paolo Cavatorta e ovviamente Paolo Angioni. E Lecchio poi dice, e sentite, io ve lo leggo perché queste sono veramente parole che danno la dimostrazione della forza morale, del rigore, della durezza anche di un uomo del calibro di Tommaso Lecchio, il quale dice: a Mangilli la conferma della nostra solidarietà e l'augurio che il suo diuturno lavoro, del quale abbiamo avuto il piacere di notare i lusinghieri progressi, procuri a lui, alla FISE e allo sport equestre italiano la soddisfazione che è lecito attendersi. Come abbiamo già avuto modo di dire e raccomandare alle competenti autorità militari, parentesi, si noti che Tommaso Lecchio è un uomo espressione della gerarchia militare, noi ci auguriamo di cuore che i cavalli e i cavalieri militari che costituiscono presso il centro di Passo Corese una sezione per il completo possano ora affiancarsi ai cavalli e ai cavalieri del centro federale per avere modo di lavorare così sotto la indispensabile unica direzione di Mangilli, al quale è stata affidata la preparazione olimpica della specialità. È auspicabile che le competenti autorità militari considerino l'opportunità di quanto è stato loro ripetutamente rappresentato, con particolare riferimento alla incondizionata collaborazione della FISE, al cui Centro dei Pratoni del Vivaro è stato dato il carattere di nazionale senza preconcetti e senza riserve. B. Alla costruttiva possibilità di una preparazione olimpica appunto su un piano nazionale, sotto uniche direttive, con ricerca di sempre maggiore rendimento attraverso prove e riprove di binomi, con il miglior possibile sfruttamento stagionale di terreni e di impianti, alternando eventualmente soggiorni ai Pratoni del Vivaro e a Passo Corese. Sarebbero queste, infatti, fra le tante altre, le maggiori convenienze che deriverebbero ai superiori e comuni interessi sportivi e di prestigio nazionale. Proprio così, perché quando nelle più impegnative competizioni internazionali si onora la bandiera, l'affermazione ha un solo nome: Italia. Sia che a tale affermazione abbiano concorso elementi militari, civili, uomini, donne, ragazzi. Sono questi, né possono essere altri, i sentimenti che hanno sempre animato la FISE e noi personalmente. Se ne prenda atto e non si abbiano dubbi o incertezze, e soprattutto non si diano errate o arbitrarie interpretazioni a parole, a fatti, a intenzioni.
capirete, è un discorso veramente durissimo che sembra rivolto specificatamente al comandante Domenichelli e a Piero D'Inzeo. Piero D'Inzeo che si dice, insomma, i testimoni dell'epoca, i compagni, gli avversari, insomma, hanno sempre raccontato di non aver avuto un buon rapporto con Fabio Mangilli corrisposto, quindi probabilmente c'era anche qui un po' di tensione. Comunque, fatto sta che Tommaso Lecchio entra in maniera dura, avete sentito, severa assolutamente, e per risolvere questo problema. La stagione prosegue, intanto si arriva a settembre con la cerimonia di addio alle competizioni del Grande Merano, 17enne, il campione di Raimondo D'Inzeo, che lascia l'attività agonistica. Sempre nel mese di settembre c'è il primo concorso a cui partecipano in gruppo i ragazzi della specialità del completo e Mauro Checcoli monta in gara per la prima volta in una categoria di salto ostacoli, una categoria facile, una E, il cavallo Serbin. E il 27 dicembre del 63 c'è la ratifica da parte della FISE dell'elenco dei binomi probabili olimpici per il 1964, Olimpiadi di Tokyo. Nel salto ostacoli i probabili olimpici sono Stefano Angioni, Alessandro Azzais, Gualtiero Castellini, Ugone D'Amelio, Piero e Raimondo D'Inzeo, Giancarlo Gutierrez, Lalla Novo, Antonio Oppes e Tullio Todini. Prima volta di una nazione, Lalla Novo, nell'elenco dei probabili olimpici azzurri. Come vedete manca Graziano Mancinelli, non è inserito nella lista, così come non è inserito nella lista Mario Maini, un altro cavaliere importante di quegli anni che però, così come Mancinelli, era impedito ad essere, diciamo, coinvolto nella preparazione olimpica in quanto a sua volta professionista. E anzi Mario Maini ha avuto moltissimo da ridire poi nel corso della sua vita, era veramente addolorato, aveva sofferto moltissimo nel vedere come tutti si erano adoperati tantissimo a favore di Graziano Mancinelli per risolvere la questione, e invece per lui no, quindi vabbè, questo è stato un dolore che Maini si è portato praticamente fino alla morte nel cuore. Mentre invece per il completo i probabili olimpici sono Paolo Angioni, Alessandro Argenton, come vedete non funziona il meccanismo di questa benedetta o maledetta diretta che sia. Mi dispiace tantissimo dover fare le cose così spezzettate, speriamo che non sia di troppo sacrificio per voi. Comunque, vi stavo dicendo, la lista dei PO per il completo comprende i nomi di Paolo Angioni, Alessandro Argenton, Paolo Cavatorta, Mauro Checcoli, Giovanni Grignolo, Amelio Meneghetti, Ludovico Nava e Giuseppe Ravano. Ora, di questo gruppo poi alla fine verranno scelti i due giovanissimi, Mauro Checcoli 21 anni, Giuseppe Ravano 21 anni, Paolo Angioni 26 anni, Alessandro Argenton 27. Alessandro Argenton è l'unico che effettivamente ha una discreta esperienza a livello internazionale nella specialità, avendo già fatto le Olimpiadi di Roma nel 1960, ma gli altri, lo stesso Angioni e lo stesso Ravano, erano due cavalieri di salto ostacoli. Ravano addirittura, vi ricorderete, abbiamo detto poco fa, campione d'Europa ben 2 volte juniores di salto ostacoli nel 58 e nel 60, era un cavaliere di salto ostacoli Giuseppe Ravano. Paolo Angioni lo stesso, gli unici rapporti che entrambi avevano avuto con la specialità del completo erano quelli vissuti da ragazzini durante il saggio delle scuole, quindi non avevano questa grande esperienza. Mauro Checcoli, 21enne, anche lui aveva fatto qualche piccolo completo ma niente di più, insomma Fabio Mangilli aveva veramente visto in loro qualche cosa di particolare ed li aveva voluti con sé per plasmarli, crescerli, lavorarli, vivere con loro parecchio, perché dal 63 al 64, insomma, una vita quasi di clausura, quasi monastica ai Pratoni del Vivaro, che allora non erano certo un impianto
come quello di oggi, insomma, vivevano in una casetta che piena di spifferi, con una sola stufa per scaldarsi, non c'era niente, non c'era nessuno, non c'erano radio, TV, ovviamente, per carità, neanche dirlo, insomma una vita veramente dura, fatta però di equitazione meravigliosa, insieme a questo maestro strepitoso che era Fabio Mangilli. Arriva il 64. Il 64 pone per il salto ostacoli delle domande piuttosto difficili ai due fratelli Dinzeo, perché non hanno cavalli sui quali certamente puntare in vista delle Olimpiadi. Piero Dinzeo decide di prendersi, tra virgolette, il cavallo di proprietà federale Rachin, che fino a quel momento era stato montato dall'Allanovo, e così comporre un terzetto di cavalli, Sunbeam, Bally Black e Rachin, da testare in vista dei Giochi Olimpici e vedere poi quale dei tre sarebbe stato il più indicato. Raimondo probabilmente aveva sempre la disponibilità di Posillipo, però anche lui puntava probabilmente su Bells of Clonmel, una cavalla irlandese però dal carattere molto particolare, molto difficile. Comunque insomma era uno dei soggetti su cui Raimondo in qualche modo puntava. E la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena da questo punto di vista serve come test importante. Oltre l'Italia vince, guidata ancora una volta da Fabio Mangilli nel ruolo di capo equipe. C'è Graziano Mancinelli in sella Turvey che chiude con un errore i due percorsi, Piero monta Rachin e chiude a 4-0, Stefano Angioni monta Canio, cavallo italiano, chiude 4-8, e Raimondo con Posillipo 0-4. Quindi erano degli elementi da verificare e le risposte da Piazza di Siena quantomeno sono indicative. E nel 1964 quindi siamo, si affronta una prova preolimpica allo Stadio dei Marmi a Roma il 25 settembre, ma anche questa volta, come già nelle prove preolimpiche delle edizioni precedenti, anche qui inspiegabilmente viene predisposto un percorso terrificante. Stefano Angioni dice letteralmente: quella prova preolimpica fu un vero e proprio suicidio, e Bells of Clonmel, che Raimondo aveva impegnato in quella prova come ultimo test, lì praticamente scompare, nel senso che c'è una doppia gabbia dalla quale la cavalla non riesce ad uscire e va in una crisi irrisolvibile, e quindi Raimondo decide che purtroppo Bells of Clonmel non potrà essere la cavalla delle Olimpiadi, e lo sarà per forza di cose il vecchio Posillipo. Bene, a questo punto si parte per Tokyo 1964, Olimpiade. C'è però una questione che rimane in sospeso: Graziano Mancinelli. Il presidente della FISE, Tommaso Lecchio, vuole fare assolutamente tutto il possibile per fare in modo che Graziano Mancinelli venga riqualificato come dilettante e quindi possa partecipare ai Giochi Olimpici. La cosa, anche pensate a quanto ci tenesse la FISE, la riunione del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che avrebbe potuto discutere della cosa, si sarebbe tenuta mentre i cavalieri italiani erano in volo per arrivare a Tokyo. Quindi bisognava necessariamente far partire anche Graziano Mancinelli con la cavalla Roquette, che era quella prescelta eventualmente, anche nell'eventualità in cui poi lui non potesse partecipare a queste, perché se il CIO dava una risposta negativa. In realtà, e quindi Stefano Angioni parte come riserva sia per il salto ostacoli sia per il completo. Il salto ostacoli con il cavallo Canio, in completo con il cavallo Hopkins. Se Graziano Mancinelli fosse rimasto professionista, Stefano Angioni avrebbe fatto la squadra italiana di salto ostacoli, lasciando quella di completo senza riserva. Se viceversa Graziano Mancinelli avesse potuto fare la sua Olimpiade, allora Stefano Angioni sarebbe stato la riserva della squadra di completo. In realtà
la riunione del CIO, mentre il contingente azzurro è in viaggio verso Tokyo, decide che Graziano Mancinelli può essere riqualificato come dilettante, e così Mancinelli partecipa effettivamente alla sua prima Olimpiade, appunto questa di Tokyo nel 1964, in sella alla cavalla Roquette. Poi in realtà le cose andranno bene e male nello stesso tempo, insomma, perché l'Olimpiade di salto ostacoli darà la medaglia di bronzo alla squadra azzurra, però nessuno dei tre arriverà sul podio, e questo in qualche modo, pensate, venne vissuto allora da tutto il mondo del salto ostacoli italiano come una sconfitta, pensate. Tornano con la medaglia di bronzo e comunque con il podio olimpico, però non basta. Questo vi dimostra a che livello di aspettative i fratelli Dinzeo e Graziano Mancinelli avevano abituato il mondo del salto ostacoli azzurro. In realtà il campo ostacoli di Tokyo si presenta in condizioni terrificanti, una melma terribile. Tra l'altro il regolamento ripropone una sola prova per tutte e due le classifiche, quella a squadra e quella individuale, 2 percorsi ma una sola prova l'ultimo giorno dell'Olimpiade, 17 nazioni rappresentate, di queste sono 14 con la squadra, e il numero delle penalità per ciascuna rappresentativa e per ciascuna individuale è veramente enorme, ma per tutti. Si arriva a conteggi da pallottoliere. Vi dico semplicemente, scusate, vado a prendere la classifica che mi ero preparato qui. Allora, la Germania, che vince la medaglia d'oro a squadre, lo fa con 68 penalità e 50. Tenete conto che siamo sempre a 3 binomi per ciascuna squadra, quindi non c'è la possibilità di scartare il peggior punteggio, ma tuttavia non è che ci sarebbero stati sconti particolarmente sensibili, insomma. 68 e 50 per la Germania, 77 e 75 per la Francia, e 88 e 50 per l'Italia sulle 14 gare, sulle 14 nazioni che portano a termine la competizione, la gara. Quindi, però comunque medaglia di bronzo a squadra. In realtà la gioia strepitosa, perché si tratta di un record assoluto per l'equitazione italiana, tuttora resistente, sono le 2 medaglie d'oro, quella individuale e quella a squadre del completo. Mauro Checcoli vince l'oro individuale, la squadra italiana vince la medaglia d'oro a squadre, una prestazione memorabile, straordinaria, magnifica, anche perché, come vi ho detto, insomma, nessuno dei 4 ragazzi molto giovani era esperto, era uno specialista del completo, tranne Alessandro Argenton, che paradossalmente è stato quello che a livello individuale ha ottenuto il risultato peggiore, perché non ha potuto portare a termine la prova di cross, quindi si è dovuto ritirare e non ha terminato la prova, ma gli altri 3 erano assolutamente quasi dei debuttanti nel mondo del completo, e ciò nonostante una meravigliosa vittoria per loro, una vittoria che ha celebrato al meglio e al massimo il valore di un uomo soprattutto, cioè Fabio Mangilli, che ha veramente portato a termine un'operazione meravigliosa di creazione di questa squadra e di questo gruppo di ragazzi che tornerà dal Giappone con il più grande risultato mai ottenuto in precedenza da una squadra italiana ai Giochi Olimpici. Mai l'Italia ha vinto una medaglia d'oro individuale e una medaglia d'oro a squadra nella stessa specialità. Mauro Checcoli ovviamente è il protagonista di questo successo, 21 anni al tempo della sua vittoria, un cavaliere che era un grandissimo atleta. Lui aveva praticato con grandissimo successo anche l'atletica e il basket prima di decidere di darsi, ancor più da ragazzino, di darsi definitivamente all'equitazione.
Fabio Mangilli aveva visto in lui sicuramente un elemento da valorizzare al massimo. Per questa ragione era andato personalmente a Bologna, a casa della famiglia Checcoli, per chiedere ai genitori la possibilità di avere con sé Mauro ai Pratoni del Vivaro stabilmente, al che il papà di Mauro Checcoli, imperturbabile, ha risposto assolutamente sì, purché non venga compromesso lo studio, perché la prima cosa che deve fare Mauro soprattutto è terminare i suoi studi universitari in ingegneria. E Mauro Checcoli ancora oggi racconta abbastanza divertito questa vicenda, perché dicendo che da lì è iniziato il suo incubo, nel senso che Fabio Mangilli ogni mattina per tutti i giorni di permanenza, quindi quasi un anno e mezzo di permanenza, quasi 2 anni di permanenza ai Pratoni del Vivaro di Mauro Checcoli, lo svegliava alle 4 della mattina per farlo studiare, costringerlo a farlo studiare e poi dopo dedicarsi al montare i cavalli ai Pratoni del Vivaro. Quindi è stato un sacrificio notevole, ma alla fine premiato con il risultato migliore possibile. Anche per gli altri ragazzi ovviamente è stata una gioia straordinaria quella ottenuta a Tokyo, insomma un'esperienza meravigliosa. Paolo Angioni tra l'altro è stato anche un po' sfortunato nella circostanza, ma ha saputo rispondere da campionissimo, perché è stato il primo a partire in rettangolo, il primo a partire in cross, quindi senza la possibilità di valutare il lavoro delle giurie nel rettangolo prima e di vedere qualche cavallo sul cross dopo, insomma. Quindi è stata una vera impresa memorabile che tutt'oggi rimane come una delle più grandi prove mai portate a termine da una squadra italiana ai Giochi Olimpici, nella storia dei Giochi Olimpici. Mauro Checcoli tra l'altro monterà il cavallo, appunto il cavallo Serbin, cavallo comprato da Fabio Mangilli, che terminerà in una condizione strepitosa, come tutti gli altri cavalli italiani del resto, a dimostrazione del fatto che il lavoro è stato condotto nella maniera migliore possibile. Pensate che Serbin, dopo i 33 km della prova di fondo, tra le varie marce, steeple e cross, nella galoppata defatigante che veniva prevista alla fine del cross, sgroppava. Quindi questo per dire come i cavalli italiani si erano presentati a questa edizione dei Giochi Olimpici. Ci sarebbe tanto da dire ancora su questo, soprattutto il racconto da parte dei protagonisti, che magari vedremo anche di completare nella prossima puntata, ma oggi siamo già andati abbondantemente oltre il limite nonostante le interruzioni, e quindi io vi ringrazio ancora una volta vi chiedo scusa di questi problemi tecnici. A questo punto probabilmente la prossima puntata la registreremo prima e la manderemo in onda poi in differita, come se fosse una diretta, ma almeno avrò la certezza del fatto che non ci possano essere interruzioni. Quindi vi ringrazio ancora tantissimo per essere stati con me in questo ennesimo racconto di grandi emozioni azzurre, e arrivederci al lunedì prossimo. Grazie ancora, arrivederci a tutti.